Un rogo impressionante e terribile, quello che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, seguito con sconcerto e apprensione anche in Veneto. A Venezia, dove nel corso dei secoli diversi monumenti sono stati distrutti dalle fiamme, oltre ad esprimere solidarietà verso la Francia, ci si interroga sui sistemi di prevenzione e contrasto degli incendi negli edifici storici della città. La Basilica di San Marco, ad esempio. Rispetto a Notre-Dame, la chiesa veneziana ha poche strutture in legno, concentrate sulle cupole, dove, come per la Basilica della Salute, è stato attivato un sistema antincendio all'avanguardia. Si chiama water mist, che riempie in caso di incendio di una parte, riempie completamente l'aria con goccioline di pioggia e quindi spegne l'incendio togliendo l'aria e senza danneggiare con l'acqua le cupole sottostanti sulle quali ci sono i mosaici. Ci sono oltre 400 sensori che vengono continuamente controllati. A San Marco sono inoltre previste esercitazioni con le squadre dei vigili del fuoco e i volontari. Venezia, oltretutto, è coperta da un'ampia rete esterna di idranti a colonna. Sulla Basilica c'è ora anche un impianto di parafulmine e un'attenzione particolare in caso di cantieri aperti per lavori di restauro. Noi cerchiamo di stare molto attenti, mettiamo degli impianti provvisori anche quando abbiamo delle strutture provvisorie. Quello che è successo non solo alla Fenice ma anche alla chiesa di San Geremia sono tutte cose che sono venute dall'esterno della struttura, come pare anche a Notre Dame. Quindi direi che la parte che bisogna migliorare in generale su queste cose, comunque bisogna stare molto attenti e quando si mettono su queste strutture provvisorie